Napoli è sempre stata città di accoglienza e di integrazione. Napoli non ha mai lasciato indietro nessuno. Se dovessi trovare una parola che sintetizza il concetto di napoletanità, questo è proprio accoglienza, ospitalità. Napoli è la città del paniere sospeso, lo ricorderete durante il Covid per aiutare i poveri. È la città del medico santo, Giuseppe Moscati, il quale aveva un cestino nell'ingresso in cui era scritto chi può lasci, chi non può prenda. È la città di Ferdinando Palasciano, che getta le basi della Croce Rossa italiana. È la città che si è sempre preso cura di tutti, finanche delle capuzzelle anonime, dei teschi di appestati del Seicento. Noi ci prendiamo cura di tutti. È una città che non ha mai avuto un tribunale dell'Inquisizione, non ha mai avuto ghetti o giudecche, ha sempre accolto comunità da ogni angolo del mondo e nei toponimi napoletani il segno è ancora preciso, evidente. Noi abbiamo i quartieri spagnoli, la via dei Fiorentini, la Rua Catalana, la Loggia di Genova. Abbiamo accolto comunità sempre e da ognuna di esse abbiamo preso il meglio in termini di arte, storia, cultura, lingua e gastronomia. Ma se c'è però un simbolo vero, diciamo, della condivisione, dell'ospitalità del popolo napoletano, questo lo ritroverei in una pratica che esiste da secoli a Napoli, che è quella del caffè sospeso. Il caffè sospeso funziona così. Io prendo un caffè ma ne pago due. L'altro lo lascio sospeso, lo lascio pagato alla cassa, lo lascio per un viandante, per un povero, per un viaggiatore occasionale che verrà in seguito. Offro un caffè a una persona che non conosco affatto, condivido questo mio caffè, questo mio piccolo piacere con un estraneo. Ma attenzione, il caffè sospeso non è un gesto di carità o di pietà, è piuttosto la condivisione di un piacere. Da noi è brutto prendere il caffè da soli, noi siamo sempre a dire chi mangia sul s'affoca e allora noi offriamo un caffè a un amico immaginario, a uno sconosciuto. Beh, più solidali di così. Allora prendo due caffè, uno lo prendo ora e l'altro sospeso.